La mia presenza oggi era pregiudicata dalla mia situazione di salute. Comunque volevo essere presente a tutti i costi perché ne avevo naturalmente il bisogno di comunicare un pochettino con tutti quanti. Premetto che il sottoscritto ha sempre partecipato a qualsiasi genere di manifestazione che potesse essere coinvolto il nostro comune, il nostro territorio e non solo. Dalle infinite manifestazioni organizzate, che sia dalla Coldiretti, Movimento dei Pastori, Zone Franche, Trenino Verde, Sanità, chi più ne ha più ne metta, ci sono anche io oggi, perché è giusto che l'amministrazione comunale di Nurri, oggi sollecitata da diverse parti, fosse presente, per spiegare cosa ha fatto, cosa sta facendo, cosa farà nel prossimo futuro per il territorio del comune di Nurri e per tutta la Sardegna. La mia partecipazione è un approccio a qualsiasi adesione popolare di qualsiasi natura, essa fosse, è sempre stata eseguita con una linea ben precisa, che è il mandato amministrativo, che è quello che mi è conferito da parte dei cittadini, ossia quello che la legge mi ha concesso con il mio incarico amministrativo, mantenendo naturalmente il primo posto l'interesse della collettività, costruendo un rapporto di collaborazione con tutti e con tutti i livelli istituzionali. Veniamo all'ordine del giorno, all'incontro odierno. Presumo che tutti quanti qui presenti oggi siamo per lo stesso motivo, per la stessa ragione che ci unisce, ossia il bene del nostro territorio, il bene della nostra Sardegna. Come la stiamo difendendo o tutelando il nostro territorio? Come ben sapete, il livello di amministrazione locale siamo gli ultimi della ruota del carro, che per quanto riguarda le nostre competenze sapete benissimo che possono incidere in maniera molto ma molto limitata l'iter autorizzativo, se non nella fase terminale, che è il completamento di un procedimento attraverso la solita conferenza dei servizi che è il VIA, ossia quando i giochi molto spesso sono già fatti. Ma purtroppo sappiamo benissimo che le amministrazioni locali, i sindaci, gli amministratori sono sempre in prima linea, in trincea, e molto spesso sono quelli che raccolgono praticamente tutti gli aspetti più negativi che positivi. E quindi sotto questo punto di vista, nel momento in cui quello che ci compete purtroppo da amministratore locale, nel caso specifico come Comune di Nurri, abbiamo sempre cercato di fare tutto quello che era possibile, non so se raggiungendo gli obiettivi, se raggiungendo le finalità prefissate, ma comunque con tutta l'onere e la volontà praticamente di arrivare a una soluzione il più possibile definita, che sia attraverso le delibere di giunte, che sia attraverso le delibere di consiglio, e abbiamo prodotto sempre tutte le osservazioni, perché di quello si tratta molto spesso, che abbiamo dovuto scongiurare per poter comunque esprimere quello che era il nostro disappunto o qualsiasi tipo di intervento potesse compromettere il nostro territorio. Quindi posso affermare che non è stato semplice studiare, analizzare ogni quantità di immani di documenti depositati presso i ministeri o presso la Regione, al fine di esprimere pareri molto spesso molto tecnici e molto articolati, con una quantità di personale, sapete benissimo, nei piccoli comuni, molto risicati e molto spesso anche sobbarcati da soluzioni di straordinaria amministrazione. Ebbene, devo ricordare che comunque, nonostante tutto, c'è stata la volontà di alcuni tecnici locali, concittadini, esperti in diverse materie, si sono messi a disposizione per presentare queste famose osservazioni.
Non mi rincredo però di dire anche che abbiamo tanta gente che, li chiamo io i leoni da tastiera, che non si risolvono praticamente scrivendo praticamente in una maniera. Bisogna studiare, bisogna preparare i documenti perché, ripeto, non siamo i bambini piccoli che battiamo i pugni perché non otteniamo una cosa e attraverso il battito dei pugni riusciamo a risolvere il problema. Sappiamo benissimo che purtroppo sono le norme che dovremo inseguire e attraverso le norme dobbiamo praticamente esprimerci in tal senso. Posso anche aggiungere che comunque sia ci sono diverse richieste anche all'interno del territorio del comune di Nurri. Ve le posso elencare perché è giusto che se ne parli, magari la maggior parte di voi li conosce. Credo che uno dei più grossi, forse se ne parla anche un po' meno, ma non è da meno, che è l'impianto di accumulo idroelettrico che mediante pompaggio, sono termini un po' tecnici, ma fondamentalmente è un impianto che verrà realizzato ad Estersili attraverso un laghetto collinare di accumulo, verrà trivellato praticamente per circa 400 metri fino a raggiungere praticamente i fondali, anche se in questo periodo sono anche un po' bassi rispetto alla situazione idrica che abbiamo, ma che comunque sia, facendo questa attività di pompaggio, di accumulo, produce energia che poi questa energia verrà trasmessa e trasportata fino a San Luri. Quindi potete immaginare che cosa significa partire da Estersili, andare verso Scalaplano, ritornare verso Ruri, nella piana di Nurri, si fermerà praticamente sempre a Guzzini, dove praticamente è l'area più martoriata, che in questo momento praticamente tutti quanti vogliono un pochettino metterci l'impegno per realizzare qualcosa. Non a caso dal progetto che è previsto ci sarà una grossa sottostazione che poi da lì rilancerà praticamente fino a San Luri, quindi capite bene che ci sarà una tratta di elettrodotti che comunque attraverserà tutto il nostro territorio, arriverà praticamente poi a Serri, Escolca, Girgei fino ad arrivare a San Luri. Un investimento che comunque si aggira a circa 1 miliardo di euro, quindi potete ben pensare quanto interesse potrà esserci attorno, diciamo, a questo intervento. E chi ne trarrà i vantaggi? Purtroppo sappiamo benissimo che chi ne trarrà i vantaggi non saremo noi, ma saremo bensì queste società private che comunque sia oggi con tanti facilitatori, probabilmente anche senza un minimo di capitale sociale, perché di quello si tratta, molto spesso si presentano o presentano richieste di autorizzazione senza un minimo di garanzia. Cioè potete capire benissimo che garanzia una società può dare nel momento in cui presenta praticamente una richiesta di questo tipo e magari hanno capitali sociali da 10.000 euro. Ora non è il caso di questa perché chi ha presentato la richiesta ed Edison e sicuramente la conosciamo che è una società abbastanza forte e quello ci preoccupa ancora di più proprio perché hanno capacità finanziaria, forse non solo capacità finanziaria ma anche forse anche politica. Naturalmente su questo noi ci siamo espressi come Comune di Nurri, ci siamo espressi anche come comunità montana, naturalmente esprimendo il parere completamente negativo perché chiaramente tutto questo andrà a ramengo praticamente di tutto il nostro territorio. Un altro intervento di cui è stata fatta richiesta, di cui è stata fatta anche la conferenza di servizi, con una procedura diversa, ancora più semplificata, che è la PAUR. È una procedura ancora più veloce, in cui tutti gli impianti fino a 30 mega possono praticamente essere autorizzati, senza che praticamente qualsiasi amministratore ne venga a conoscenza. Tant'è che noi ne siamo venuti a conoscenza attraverso praticamente la Regione, in questo caso l'assessorato all'ambiente, perché ha chiesto
tutta una serie di integrazioni. Anche su questo ci siamo espressi come comunità montana in maniera del tutto contraria. Oltretutto, aggiungo anche, si stava sovrapponendo ad un altro intervento che è praticamente previsto dalla Sarda Eolica, sempre nello stesso territorio, cioè nello stesso territorio praticamente c'era una sovrapposizione di aerogeneratori. Immaginiamoci con quale principio e con quale moralità, la chiamo io, queste società agiscono ed intervengono praticamente in questo territorio. Questo praticamente è uno degli altri interventi che purtroppo Nurri sta subendo. Un altro argomento che vorrei trattare e che molto spesso, o anzi poco, o in maniera poco efficace, è invece per quanto riguarda il deposito delle scorie nucleari. Non me ne rincresce se ultimamente praticamente la stampa e i media ultimamente, non dico che latitino, ma comunque sia, sono molto dormienti, quando in effetti credo che sia un problema altrettanto grave, altrettanto importante quanto forse dell'eolico e del fotovoltaico e dell'agrifotovoltaico. E quindi siccome Nurri è una di quelle zone individuate come aree idonee, noi, ripeto, abbiamo fatto il massimo possibile attraverso, ripeto, con la volontà e con il sacrificio di tecnici a costo zero, perché purtroppo, ripeto, sapete benissimo che per poter predisporre relazioni, per poter predisporre tutta una serie di documentazione tecnica ci vogliono fior di professionisti. E quindi questo è uno degli altri elementi che oggi sto qui a denunciare e che comunque sia, mi auguro, visto che comunque c'è la presenza anche della stampa, c'è la presenza sicuramente della TV, che possa essere ripresa nell'interesse naturalmente di tutta la Sardegna in genere. Per quanto riguarda, ripeto, il discorso cosa stiamo facendo, credo che a livello di amministrazioni in questa fase non stiamo dormendo, per quanto poi sembra che praticamente non si stia facendo tanto. Effettivamente sono argomenti che comunque hanno necessità di tanto studio e di tanto lavoro. Dico questo perché a tutt'oggi noi non abbiamo praticamente un piano regionale energetico e quello sarà la base per poter comunque mettere le fondamenta per il prossimo. Conoscere il presente, perché attraverso conoscere il presente potremo decidere cosa fare. Sarà necessario praticamente ulteriore eolico? Sarà necessario praticamente ulteriore fotovoltaico? Chiaramente tutto questo deve essere naturalmente sviluppato da parte della Regione, che spero a brevissimo praticamente ci coinvolgerà. In che modo? La prima praticamente è attraverso l'individuazione delle aree idonee. Le aree idonee che dovrebbero essere quelle aree che dovrebbero consentire in maniera, secondo me, razionale, intelligente e anche, come posso dire, diciamo intelligente per non dire altro, tutti quegli spazi che potrebbero essere idonei a poter consentire questa transizione ecologica o transizione energetica, chiamiamola come vogliamo, perché chiaramente questa transizione, ripeto, io per linea di principio dico che sono d'accordo cosa significa? Sono d'accordo che chiaramente sappiamo benissimo che il 2030 dobbiamo abbandonare quello che è il carbon fossile, che purtroppo è una materia inquinante e quindi come tale la comunità europea ce la sta imponendo di eliminarla al 2030. Non significa che naturalmente dobbiamo subire in maniera così palese da parte di tutte queste società, in maniera scriteriata e indiscriminata, tutte queste richieste che effettivamente ad oggi sappiamo benissimo che arrivano a circa 57 giga. Sappiamo benissimo che noi siamo appena 1,5 milioni di abitanti, non abbiamo bisogno praticamente di questa energia.
abbiamo bisogno di quella che è sufficiente per la nostra Sardegna. E quindi mi auguro che attraverso, ripeto, questo piano energetico, e poi, ripeto, lo dirò alla fine, ma lo posso anche enunciare, naturalmente se siamo qui è perché comunque tutti quanti vogliamo portare avanti questa battaglia che tutti quanti oramai conosciamo, che è Prato Bello 24. Questo disegno di legge che comunque poi dovrà approdare in Consiglio regionale, e chiaramente mi auguro che il Consiglio regionale in maniera unanime e del tutto staccati da qualsiasi ragionamento politico si arrivi a una finalizzazione di questa legge nell'interesse, ripeto, della Sardegna tutta. Io per il momento mi fermerei perché sinceramente lascio spazio sicuramente a tanti relatori che sono anche sicuramente molto più forgiati di me, competenti, però mi sento anche di dire che comunque sia il Comune di Nurri, credo come tutti gli altri comuni, ha messo a disposizione i propri dipendenti per le firme per questo disegno di legge Pratobello 24. Devo dire la verità, siccome sono rientrato oggi dopo 3 settimane di malattia, anche se non del tutto ho avuto la possibilità di verificare in che stato di firme siamo arrivati. So che comunque, visto che comunque ho avuto molto tempo a disposizione di aggiornarmi, le famose 10.000 firme sono state raggiunte già da parecchio, pare che siano arrivati anche 50.000. Se non basteranno 50.000, anche 100.000, perché quello deve essere praticamente il nostro futuro. E vorrei portare avanti uno slogan che mi è sempre piaciuto da parte della provincia. Aio che è ora. Grazie a tutti. Saluto a tutti e ben agattauso, a posi del sindaco de Nurri, ci teniamo un altro scanto dei sindicos dessa zona e meda ospiti. Dunque, a noi dongo subito su fueddu a Gianluca Serra, che è il sindaco de Geroi, che sa da questionare ad un di un progetto di impianto di una centrale elettrica, cui si esproprios relativi, e di un altro modello di sviluppo che si può fare per mezzo delle comunità di sede energetica. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie Antonello e ai comitati, a tutti quanti insomma. Allora, a Genoni ormai un po' si sa, noi non abbiamo nessun progetto di pale eoliche, nessun progetto di impianto fotovoltaico sul nostro territorio, però tutti quelli che ha nominato Antonello e anche intorno sono tutti progetti, mega progetti di impianti eolici, fotovoltaici e quant'altro, e anche stazioni di accumulo che vogliono portare con tutta una serie di cavidotti la corrente a Genoni, dove vogliono fare una sottostazione elettrica di circa 8 ettari praticamente, quindi è una cosa particolarmente grossa e impegnativa. Ciò significa che nel momento in cui fanno quella, tutto il territorio del Sarcidano, Barbagia di Seulo avrà si apre una voragine per tutta una serie di altri progetti. Noi ovviamente a questo ci stiamo opponendo per vari motivi. Primo, perché non vogliamo questa colonizzazione di tutto il territorio del Sarcidano, Barbagia di Seulo e della Sardegna intera. E poi perché chiaramente un impianto industriale di quel tipo, a meno di 1 chilometro dalle ultime case del paese, non sappiamo quali possono essere gli effetti dal punto di vista sanitario. Quindi l'opposizione sarà fortissima. Il problema è che chiaramente sono ormai 7, 8, 10 progetti che vogliono collettare l'energia lì. E questo è un problema grosso per tutto il territorio, che va a ostacolare tutta una serie di percorsi che anche come comunità montana stiamo facendo, di valorizzazione del nostro paesaggio, del nostro territorio, del nostro ambiente in altri termini, che sono quelli turistici, che sono quelli di valorizzazione dei prodotti locali, di valorizzazione anche dei nostri centri abitati, cercare di creare delle economie
anche di filiera, che sono sicuramente più favorevoli anche a creare occupazione, cosa che invece in questi casi, con questi impianti, mega impianti fotovoltaici e eolici, non portano assolutamente lavoro per nessuno, semmai ne tolgono. E questa è un po' la situazione a livello locale. Quindi come comunità montana abbiamo esaminato, abbiamo fatto l'ultima delibera, mi pare ci sia stata proprio una sorta di opposizione a tutta una serie di progetti, e se non ricordo male erano più di 60 progetti che riguardano il territorio di questa zona e quelle delle zone contermini. Marmilla piuttosto che Alta Marmilla, o insomma, poi considerate che a Genoni abbiamo il colle di Santo Antino, lì si vede mezza Sardegna, ce li vediamo tutti. Questo è quanto. Ovviamente, come anche diceva Antonello, insomma, ci sono dei percorsi che vanno fatti, quindi anche Genoni, poi parlerà il sindaco di Villanova Foro, il collega Maurizio Onnis, che loro sono i primi ad aver fatto una comunità energetica in Sardegna. Noi l'abbiamo fatta intercomunale, quindi il comune di Genoni insieme al comune di Serri, Nurallao, Sadali e Orroli ha creato proprio un'associazione di comuni e abbiamo scelto un modello di comunità energetica molto semplice che possa essere sviluppato a livello proprio intercomunale. E siamo relativamente a buon punto perché abbiamo fatto delle correzioni al nostro statuto proprio qualche settimana fa, poco prima di Ferragosto l'abbiamo registrata all'Agenzia delle Entrate e adesso dovremo passare alla fase di iscrizione al GSE e quindi è un'associazione semplice dove cittadini, imprese, commercianti possono associarsi, come se fosse la bocciofila, tanto per capire, una cosa, se non ci sono cose da pagare. E quindi una volta che entrano, chi ha gli impianti o anche chi non ce li ha, e si crea in questo modo la comunità energetica che si basa sullo scambio di energia prodotta da chi ha gli impianti e utilizzata anche da chi non li ha. Questa la faccio semplice. Questa formula qua, io non so poi se è similare a quella che è stata fatta a Villanova Foro, consente soprattutto di avere zero rischi, nel senso che non è una comunità energetica che si pone l'obiettivo di creare dei mega impianti per soddisfare le esigenze delle comunità, della popolazione. Si basa semplicemente su quello che esiste e che verrà installato da qui in futuro. Quindi non ci sono rischi particolari per chi partecipa alla comunità energetica, anzi è molto libera, chi vuole entrare entra, chi vuole uscire esce, se uno vuole passare poi in una futura altra comunità energetica lo può fare molto liberamente. E quindi questo è il contributo che si cerca di dare nell'ambito della transizione energetica. Sono molto preoccupato, soprattutto del discorso aree idonee, perché in questo momento, nonostante siano passati diversi mesi, noi non sappiamo nulla di quali siano i criteri che la Regione sta utilizzando per trovare le aree idonee. E poi l'altro aspetto è, una volta che vengono individuate le aree idonee, chi è che fa gli impianti in queste aree idonee? Sempre le solite società a 10.000 euro di capitale sociale, o vengono date delle risorse alle comunità locali affinché possano fare gli impianti che poi magari vengono conferiti alla comunità energetica stessa? Questo è tutto da vedere e vediamo come si procederà, però su questo aspetto bisogna stare molto attenti perché non è scontato, rischiamo veramente di avere poi un piatto pronto, o mangi questo o stai a digiuno. E quindi niente, insomma, è una battaglia molto impegnativa questa che ci sta capitando, vedo comunque sempre più partecipazione anche da parte della popolazione, questo mi fa molto piacere. A Genoni ormai siamo arrivati più o meno al 50% del corpo elettorale che ha già firmato per la legge di Pratobello, manca ancora un po' di tempo, speriamo di arrivare
ad avere ulteriori firme in merito. Sicuramente ne sono state già raccolte molte, speriamo che la Regione possa fare propria questa proposta di legge e che questa possa essere utile per, soprattutto in questo momento, fermare un attimo questa alluvione di progetti che sta arrivando uno dopo l'altro. Ormai non si fa più in tempo a seguirli, non solo dal punto di vista tecnico. Ormai andiamo per delibere, io almeno a Genoni stiamo andando per delibere di parere contrario, via, ciao, non sto neanche a guardare il progetto, perché è diventata una cosa insostenibile doversi dedicare tutto il tempo, sia come sindaco, uffici e quant'altro, tutto il tempo a queste cose qua, togliendo del tempo per altre cose che servono invece proprio alla normale amministrazione di un comune. Quindi stiamo andando in questa direzione qua, adesso penso che a breve faremo la nostra delibera di opposizione a quello di Sarda Eolica, quello che va fino a Villa Novaturo, e ce ne sono molti altri. Tra l'altro anche quello con il collettamento dell'energia fino a Genoni. Quindi questa è la situazione particolare che stiamo vivendo di questi tempi. Speriamo di riuscire a rimettere tutto in canali un po' più democratici, perché in questo momento di democratico non c'è assolutamente nulla. Grazie. Grazie Gianluca, grazie Semmeda, avete stati proprio perfetto, però manco si commenti che ne de pecchizionai non funti scetti 2 o 3, e dunque se può ognuno dos altri ci funti 5-7 minuti, e quindi vedo a tutto su di essere, insomma, aici, incisivi e cruzos. In modo di andare luego su Michele Zuddas, che è avvocato, diluzione subito perché Michele è certificatori, no? Poi certificai firmasa e di aici commenta a capa del cristianai du portato un good day po certificai chini olli firmai sallei vratto bello 24 du sfruttato va bene. Insomma, vengo qui per lavorare, no? Non ho il tempo di riposare. No, vorrei riepilogare la situazione che ci troviamo, non so, magari l'ha fatta chi ha parlato prima di me, purtroppo sono arrivato da poco e non ho potuto seguire tutti gli interventi. Allora abbiamo 3.000 pale nuove che dovrebbero essere installate sul territorio sardo, più di 750 nuovi progetti presentati per ottenere le autorizzazioni. Nuovi impianti offshore, l'ultima richiesta di autorizzazione per il Golfo degli Angeli, quindi di fronte al Poetto di Cagliari. Quello precedente riguarda invece Capomannu, quindi Sarchitu, Santa Caterina, Puzzuidu. Ci sono poche parole per definire quello che sta accadendo. Io lo riassumo dicendo che la Sardegna è sotto attacco. È sotto attacco da parte di uno Stato colonizzatore che legifera attraverso diktat, che poi loro chiamano decreti a cui la Regione, nonostante ci sia un movimento popolare di protesta che si manifesta attraverso diverse forme, l'unica risposta che sta dando è quella di dare attuazione al decreto aree idonee e quindi individuare e consegnare allo Stato italiano superfici del territorio sardo per essere devastate, sfruttate e sottratte ai sardi. Quindi quello che sta accadendo in questi giorni quindi non è una transizione energetica, è semplicemente una devastazione e una speculazione energetica. Perché speculazione? Lo Stato italiano ha individuato come contributo minimo da parte della Sardegna 6,2 gigawatt, ma non è stato individuato un contributo massimo. Questo vuol dire che nell'interesse pubblico, non dei sardi, ma nell'interesse pubblico dello Stato italiano si può arrivare a 60, 70, 100 gigawatt. Oggi i progetti presentati arrivano fino a 60 gigawatt di potenza. Poi magari chi mi parlerà dopo di me spiegherà che questa energia prodotta non arriverà tutta in Italia, perché dovrà essere trasportata, accumulata, e c'è una struttura che si chiama Tyrrhenian Link, e chi parlerà dopo di me spiegherà bene di cosa si tratta
e di come anche questa struttura sia l'emblema della colonizzazione e dello sfruttamento del nostro territorio. Decreto Aredone, chi mi ha preceduto, il sindaco Di Genoni, ha fatto riferimento appunto che devono essere individuati dei criteri, ma in questo decreto, all'articolo 20, in realtà ci sono una serie di norme urbanistiche che in realtà sono illegittime. Sono illegittime perché l'urbanistica è materia di competenza esclusiva della Sardegna e quindi è ora che la Regione Sardegna faccia valere le proprie competenze, faccia valere il proprio statuto e metta un muro, un argine ai progetti di devastazione dello Stato italiano. Non è un segreto che ieri ci sia stato un incontro con l'assessore all'urbanistica Spanedda, i comitati presenti, ero presente con il comitato di Pratobello, ci si aspettava un incontro interlocutorio ma, come dire, in contraddittorio, e cioè che ciascuno potesse rappresentare le proprie istanze e che queste istanze potessero avere un peso. In realtà questo incontro si è rivelato una farsa, perché la Regione comunque a chiusura di questo incontro, nonostante le dichiarazioni rese dai comitati che sono contrari unanimemente al decreto Aredone e alla sua applicazione così come è stata immaginata dallo Stato italiano, nonostante tutto ha confermato che andrà avanti, perché nella loro testa non c'è altro da fare se non obbedire a al progetto Draghi, di cui la nostra Presidente, quando era Presidente del Consiglio, era suo Vice Ministro, nonostante io provo imbarazzo quando la sento, perché non so se è più grave dire di aver partecipato alla stesura di quel testo o se è più grave dire che lei non si è accorta di cosa stava succedendo pur essendo parte di quel governo. Io trovo imbarazzante, anzi, se questa è la motivazione, io ho qualche dubbio che la Presidente Todde possa continuare a fare la Presidente della Regione. Come possiamo fidarci di chi dice che non si rende conto e che non sa ciò che firma? Io questo lo trovo molto più grave che essere complice del governo italiano. Dicevo, la Presidente Todde poi ha presentato una legge moratoria. Lo scopo di questa legge moratoria è stato presentato come risolutivo dei problemi della Sardegna, come risolutivo della speculazione energetica. Purtroppo però lei, quando questa legge è stata chiesta di utilizzarla e applicarla per bloccare la devastazione in corso, l'ha interpretata al fine di non applicarla, e quindi i progetti che stanno andando avanti, Villa Cidro, ma penso anche all'impianto fotovoltaico di Macomer. Andate a vedere su Google Maps dove sta sorgendo l'impianto fotovoltaico di Macomer. A 200 metri ci sono Domus de Llanas, a 500 metri c'è un nuraghe, a 700 metri c'è un dolmen, a 800 metri c'è un altro nuraghe, a 1000 metri c'è un altro Domus de Llanas. Hanno costruito un impianto fotovoltaico, un mezzo, un museo a cielo aperto, incurante delle nostre tradizioni, incuranti della nostra storia, eliminando per sempre parti importanti dei nostri beni culturali, e questo lo fanno perché sanno di poterlo fare impuniti e con la complicità della Regione che non interviene. Quindi dicevo, questa legge moratoria è stata interpretata per non essere applicata. Eppure se voi la leggete, prendetevi la briga, non è necessario essere avvocati, basta saper leggere quello che scrivono. Dicono che questa legge è stata fatta per scongiurare impatti irreversibili sul territorio derivanti da realizzazione, installazione e avviamento. Cioè questa legge dovrebbe bloccare perfino l'avviamento degli impianti eolici già pronti. Quindi immaginiamo se possiamo permettere di continuare a costruirli. Ma la nostra Presidente evidentemente, per ragioni politiche che sono ovvie e scontate, per la propria ambizione e per la propria carriera politica, non può andare contro al proprio padrino, cioè a chi l'ha lanciata nella politica, cioè ai politici italiani. Io non voglio, sì, mi richiamano perché devo andare a fare
le autentiche le firme e non posso perdere troppo tempo. Quindi lascio la parola a chi interverrà dopo di me, che potrà spiegare meglio quello che sta succedendo e darvi maggiori informazioni. Grazie a tutti. Grazie Michele, mo domandavo a traballare, ti do una bottiglietta di acqua e sta a posto. Tanto su prima de onai su fueddo a Maurizio Onnisi chiesti su sindaco de Bidano e Vorru, si fa uscire cacciato picciò con noi dubiesi, con sa maglietta da Bordeaux, si seria da Raimondo, esti del Nuragoso, e ad applicare su nomini de qualcuno che ho le questionai appostesi a saccapo. Dunque, poco su fuinendi a tutto su dei questionai de 5-7 minuti, de modo che qualcuno de osatru su olli di pedire che qualcosa approfittare, che c'è gente che è insomma tecnici o competenti, dopo dei fai. Tanto su noi, senza indugio, oggi sul microfono a Maurizio Onnisi. Grazie. Buonasera a tutti, sono il sindaco di Villanova Forru. Ci sarebbe naturalmente moltissimo da parlare, moltissime cose da dire, dico le prime che mi passano per la testa. A Villanova Forru, io vivo a Villanova Forru dal 2013, nel 2014 abbiamo creato il primo comitato contro la speculazione eolica, perché stavano mettendo delle pale, le hanno messe in quei mesi. E questo ci ha permesso di creare una rete in paese con la popolazione, una rete sul territorio di persone interessate a questi argomenti e che sapevano di che cosa si stesse parlando. Quando poi mi hanno fatto sindaco è stato anche più facile interessarsi di queste cose. Lo dico perché molti dei problemi che abbiamo oggi con la speculazione energetica non li avremmo se sul territorio si fossero create delle reti di resistenza che mirassero prima di tutto a impedire la vendita dei terreni. Io 2 anni fa, per dirne una, quando ho avuto sentore che in paese circolava un tizio che stava cercando le terre di una certa collina come intermediario per conto di una società, di una grossa società che impianta pale eoliche, sono andato dal proprietario dei terreni di quella collina, gli ho fatto scrivere una bella lettera, un interpello dal segretario comunale su cui c'era scritto: guarda che quei terreni sono stati percorsi da incendi, tu provati a venderli e io ti porto in tribunale. Non li ha venduti. E facendo così, non solo in quell'occasione ma in altre occasioni, mi sono certamente creato degli avversari in paese, ma ho anche impedito che vendessero le terre. In questo momento su Villanova Forru ci sono 3 progetti per grossi impianti eolici di 3 grandi società, ci sono 314 particelle a rischio di esproprio. Quando sono arrivati questi, ed è così in tutti i paesi, andate nei comuni, andate agli uffici tecnici dei comuni e fatevelo dire. Mi sono fatto stampare le mappe dei progetti di queste aziende, le ho sovrapposte alle mappe catastali. Ho cercato il proprietario catastale di tutte le particelle, ho cercato il proprietario possessore attuale di tutte quelle particelle, ci ho messo settimane, però grazie a questo lavoro sono riuscito ad andare da tutti quanti, parlarci e dirgli di non vendere quella terra o di non dare il diritto di superficie, altrimenti se la sarebbero vista con me. E a Villanova Forru fino a questo momento la terra non l'ha data nessuno, proprio per questo. La cosa paradossale è che i miei stessi compaesani, che Dio li strafulmini, vendono la terra appena passato il confine comunale, perché dall'altra parte, e non ho nessuna paura di dirlo, ci sono dei sindaci meno attenti, diciamo così, e lo dicono anche vantandosene. Ma se questa cosa si facesse o si fosse fatta o si farà o si facesse oggi, perché i progetti, come si diceva prima, continuano ad arrivare, avremmo molti meno problemi. Guardate, quelli di Enel Green Power sono venuti in ufficio da me, erano 4, tutti sardi, gli ho detto di vergognarsi per quello che stavano facendo e loro mi hanno detto tranquillamente, senza problemi, che è una corsa a loro, non gliene importa niente di dove devono mettere le pale, di quali costi ci sono, hanno detto è una corsa a loro e noi vogliamo partecipare. Una delle loro pale sta sullo stesso pezzo di terra su cui vorrebbe mettere la pala un'azienda francese. L'abbiamo visto sulla mappa, gliel'ho detto, ma questa pala è sullo stesso pezzo di terra, non importa, non gliene importa niente, quello che vogliono fare è partecipare a questa roba.
bisogna resistere, se poi c'è qualcuno non di Nurri, di altri paesi, andate dai vostri sindaci, prendeteli per il collo e costringeteli a parlare con la gente perché non vendano la terra. Questa è la prima forma di resistenza, la più importante di tutte, perché se non si vende la terra, ricordatevelo sempre, se non si vende la terra, questi qui si sentono meno incoraggiati a fare i loro affari. Poi certo c'è il TAR, ci sono gli espropri, c'è un sacco di roba, ma prima di tutto dobbiamo resistere noi. Ora, è vero, a Villanova Forru c'è una comunità energetica, in questo momento in Sardegna ce ne sono 2 registrate al GSE, noi siamo operativi da 1 anno e mezzo, produciamo energia e la consumiamo. Allo stesso tempo prendiamo i soldi degli incentivi e i soldi che vengono dalla vendita di questa energia. Si tratta di autoproduzione, autoconsumo, è una cosa che la comunità, l'Unione Europea ha chiesto di fare ai Paesi membri fin dal 2018, ma in Italia stenta tanto questa roba. Si continua a sentir parlare di comunità energetiche, ma la comunità energetica in Italia è solo una foglia di fico per i politici, che poi nella pratica non fanno quello che dovevano fare, cioè metterci dei soldi sostanzialmente. Ci vogliono dei soldi per fare questo affare, ma è una strada da percorrere. Però, perché si sappia di che cosa si sta parlando, la comunità energetica di Villanova Forru, in una sola delle pale da 6 megawatt che vogliono mettere sul mio territorio, una sola di quelle pale ci sta 150 volte. Quindi, se vogliamo che le comunità energetiche diventino davvero un aiuto per la transizione energetica, è necessario che si spargano a macchia d'olio, che si diffondano su tutto il territorio, che ce ne siano 1, 2, 3, 4 in tutti i paesi, altrimenti non ne usciamo. Ultima cosa che dico, così cerco di stare nei tempi, non vorrei a questo punto essere impopolare, ma tanto ho sempre detto quello che pensavo. Ricordatevi che tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, e sto parlando di firme in questo momento, che si tratti di moratoria, che si tratti di legge cosiddetta di Pratobello, che si tratti del disegno di legge sul PPR, sì, no, sul PPR, quello del Comitato per l'Isola, sono tutti strumenti utili, quindi sì, bisogna firmare, perché è necessario far capire alla politica, quella che sta chiusa nei palazzi, che la gente vuole delle altre cose, ma ricordatevi che non sono strumenti risolutivi, nessuno di questi strumenti ci salva, perché sono tutti strumenti che hanno un'altissima probabilità di finire davanti alla Corte Costituzionale e quindi prima o poi qualcuno dovrà decidersi qui, in questa piazza e nelle piazze di tutti i paesi e nei palazzi della regione, dovrà decidersi a capire che se non si va a uno scontro con lo Stato, a uno scontro forte, questa roba ce la mettono nel sedere. Grazie. Tarrò, grazie a Maurizio Onnisi, se ricordo sempre che potete firmare la legge Pratobello 24 in cui che noi cesti Raimondo che pica dai nomi di Sidechini Olli fai che qua pregunta a Saccabu e poi passo sul microfono a Marta Serra che è di Nuradda e che sarà questionare può vincere di un altro problema che è questo dei scoria nucleari. Buonasera a tutti, non so che per questionare in sardo, per questionare in italiano, già tengo bio gente che ha che questionare in sardo, ma bio a fare mese e mezzo. Allora, io sono Marta Serra e sono qui a parlare oggi sia a nome del Comitato Sarcidano Difesa Territoriale, sia a nome del Comitato Sar per Sarno Scoria Sarcidano per la Sardegna. Allora, inizio dalla questione della speculazione, così mi ricollego alle cose che abbiamo detto finora, dopodiché passiamo all'annosa questione, soprattutto per quanto riguarda il Nurri, che è quella del deposito unico. Allora, per quanto riguarda la speculazione energetica, ovviamente come Comitato Sarcidano stiamo cercando di capillarizzarci sempre di più, di arrivare sempre di più nei territori e quindi siamo molto felici di essere qui a Nurri oggi, perché è importante creare comunità tra di noi e far capire che comunque siamo tutti
dalla stessa parte, stiamo tutti combattendo lo stesso nemico ed è un nemico che sta cercando di rubarci la terra, fondamentalmente il senso è questo. Ci sta rubando la terra un po' come hanno fatto i piemontesi nel passato, no? Dicevano tanca serrada Zamuru, fatta a ferraferre, si sugheru vede in terra e lei è un serrado puro. Stiamo vivendo la stessa identica cosa, tant'è che nel mondo si sta studiando questo fenomeno, viene chiamato in inglese land grabbing, cioè furto della terra. Megantis indivigai saderra, questo è il senso di quello che stanno facendo, cioè cosa sta succedendo? Il pianeta è sempre più compromesso, il pianeta è sempre più caotico, quindi cercano dei luoghi fertili, dei luoghi ricchi di risorse da depredare, soprattutto quando si tratta di popoli sottomessi, di popoli subculturali. In che senso? La Sardegna è una subcultura rispetto a quella italiana, così veniamo considerati noi. Questo è. Non ci piace? No, non ci piace per niente. Vogliamo essere padroni a casa nostra? Sì, decisamente sì, vogliamo questo. Ecco, allora che cosa servono questi comitati? Come può essere il comitato sarcidano che oggi io qui rappresento? Può essere un luogo di discussione, un luogo in cui ci incontriamo e ragioniamo su queste questioni. Ovviamente non è necessario entrare nell'arbitrio di ognuno di noi e nell'arbitrio delle comunità, per quello ci sono gli amministratori. Noi dobbiamo parlare come popolo e parlare tra di noi e comprendere come sentirci sarcidano, perché è inutile che si chiusa a barreni vi dice da nostra, non di esseuso, de noi ha bisogno di ognuno di noi in tutti i vidas. Quindi questo è il senso del lavoro che stiamo facendo come Comitato Sarcidano. Il Comitato Sarcidano ha deciso anche di partecipare alla raccolta firme, di appoggiare la raccolta firme per la legge Pratobello 24, ovviamente in accordo con i nostri amministratori, con cui stiamo lavorando abbastanza bene e spero che d'ora in poi anche con Antonello riusciremo ad avere continue collaborazioni in questo senso. E quindi questo è uno strumento utile per tanti motivi, sia entrando nel merito della legge, perché ovviamente i competenti sanno quali sono i limiti e quali sono comunque diciamo gli elementi efficaci, ma anche perché attraverso questo strumento di raccolta noi possiamo guardarci in faccia, sentire cosa ne pensiamo degli argomenti, raccontare le nostre storie, raccontare ciò che stiamo vivendo nel nostro quotidiano, e questa è assolutamente una cosa importante. Bene, ora che ho parlato della questione della speculazione energetica, arriviamo al punto, cioè la questione del deposito unico. Come portavoce che si è occupata in prima linea della questione del deposito unico in Sarcidano, vi posso dire che sono molto preoccupata di ciò che sta accadendo. Prima di raccontarvi un po' tutte le questioni, ci tengo a dire una cosa. Allora, innanzitutto grazie Nurri per quanto riguarda il deposito unico. Io personalmente come rappresentante del SAR per SAR senza i nurresi non sarei riuscita a fare nulla, quindi grazie Antonello, lo dico formalmente, veramente, e lo dico a tutti i nurresi, anche quelli presenti che anche se si nascondono so bene quanto mi abbiano dato una mano al momento opportuno. Perché vi dico questo? Perché l'iter era veramente molto complesso per quanto riguarda la questione del deposito unico. Abbiamo dovuto affrontare, cioè siamo stati praticamente sbattuti in mezzo a migliaia di persone contrarie in tutta Italia attraverso un meccanismo totalmente digitale, eravamo in piena pandemia, non riuscivamo neanche a vederci in faccia, tant'è che Antonello l'ho visto una volta in tutti questi anni e molti di loro ci siamo visti proprio pochissime volte, abbiamo dovuto lavorare tutto online, quindi sottoposti comunque anche a quello che diceva Antonello, cioè leoni da tastiera, le accuse, gli attacchi social. Lo sappiamo che questa gente viene pagata per convincere le persone che il nucleare sia una cosa bella, sana, pulita e che se ci mettono le scorie in Sardegna chi se ne frega, voglio dire, sono sottoterra, non le vediamo, perché non ve le volete prendere? Siete lontani dall'Italia, prendetevele, giustamente stavano cercando di convincerci di questa roba qua, quindi abbiamo faticato veramente moltissimo per creare diciamo delle osservazioni valide che permettessero al Sarcidano di essere escluse dalle aree potenzialmente idonee, che era la CNAPI, quindi la Carta Nazionale Aree Potenzialmente Idonee, essere escluse completamente all'arrivo della CNAI, cioè la Carta Nazionale delle Aree Idonee.
Beh, abbiamo fatto tutto questo lavoro, ci siamo uniti, abbiamo lavorato benissimo con tante persone tecniche, abbiamo lavorato sull'area di Nurri, abbiamo lavorato sulle altre aree presenti in Sarcidano. Cosa c'è successo? C'è successo che prima di tutto hanno commissariato la Sogin, cioè allegramente, cioè la Sogin che dovrebbe essere quell'ente a partecipazione statale che doveva essere garante della democrazia, garante che il sistema funzionasse benissimo, che tutta la procedura sarebbe stata pulitissima. Di lì a poco, alla chiusura della conferenza in cui noi abbiamo presentato le nostre osservazioni insieme a praticamente 3/4 di Sardegna, perché il giorno che abbiamo presentato le osservazioni c'è stata la consultazione pubblica, il web era strapieno di gente, nel senso che c'era mezza Sardegna, mai stata così partecipata una consultazione pubblica. Ci siamo ritrovati di lì a poco che la Sogin era stata commissariata, quindi non abbiamo più saputo niente, chi comandava prima ha smesso di comandare, dove sono finite le nostre osservazioni, a che punto era il procedimento, non abbiamo saputo più assolutamente nulla. Già questo ci ha lasciato parecchio insomma, perplessi. Nel frattempo scoppia tutta questa questione della speculazione energetica, perché Draghi stava facendo i suoi bei lavoretti, diciamo, in cui piazzare allegramente anche la questione del deposito unico, perché attenzione, si parla di depositi di scorie, no, è il deposito unico di scorie nazionale italiano e vogliono mettercelo in Sardegna. Non so se è chiara questa cosa, cioè ce lo vogliono mettere qua. Noi nel frattempo che stiamo parlando di speculazione energetica, viva Dio che se ne parli, sono assolutamente in prima linea come potete vedere, però nel frattempo ci stanno distogliendo dal fatto che la questione del deposito unico è realissima, è realissima. Abbiamo notizie del fatto che l'amministratore delegato della Sogin attualmente ha un cognome sardo e non so voi, ma a me non mi rassicura per niente questa cosa, ma proprio affatto. E non solo, ci sono state pure polemiche perché a quanto pare questo personaggio non aveva alcuna credenziale per avere quel ruolo, quindi ci sono state polemiche interne, polemiche di vario tipo. Dopo una consultazione pubblica di quel tipo, sapere che la Sogin è stata commissariata e poi ci hanno messo anche un cognome sardo, personalmente come comitato Sar per Sar ci fa tremare i polsi, perché abbiamo visto come sono gli andazzi, quindi siamo molto preoccupati. Ne parlo a Nurri perché? Perché Nurri è l'unico paese che ha mantenuto l'area come idonea, cioè Nurri è ritenuta un'area idonea per il deposito unico. Io non so se alla popolazione nurrese è chiara questa cosa. Cioè, adesso non sappiamo esattamente quali saranno gli iter, perché i mondi dello Stato italiano sono misteriosissimi, quindi non sappiamo esattamente come si stanno spostando, come si stanno muovendo. Però diciamo che non promette molto bene, quindi siamo molto preoccupati. Quello che noi come Sar per Sar vi diciamo è di vigilare, assolutamente di vigilare, di partecipare a tutte le occasioni e di trovarci in altre occasioni, perché sta arrivando veramente la fregatura, quella grossa, quella terribile, insomma. Grazie. Grazie a Marta Serra e moi seriu a questionai Rita Corda che è su Notirrenian Link e chi ad Ollumanno te cosa desigontai desis proprio su nei terras che ha già fatto Terna. Buonasera a tutti e a tutti. Aspetta, ti torna fuori sul microfono vago, poi taga manti specificao che potei firmare vostra lei Prattobello finze se cususo chi non funti residenti in Nurri. Grazie. Grazie Marta per l'invito in questo bellissimo paese, grazie per l'ospitalità, è molto bello partecipare a queste assemblee numerose perché sta crescendo in tutta la Sardegna. Finalmente, dico, grande consapevolezza rispetto a quello che sta subendo e c'è tanta voglia di ribellarsi e questo è molto importante. Credo che questo sia dovuto non solo all'iniziativa della legge Prattobello che sicuramente sta dando un impulso alla consapevolezza e alla partecipazione, quindi sostenere le leggi di iniziativa popolare sono estremamente importanti.
Così come è importante tener conto di tutte le altre proposte che ci sono state, che ha citato qui Maurizio Onnis. Si tratta di una proposta di legge che ha fatto il Comitato Scientifico per l'Insularità in Costituzione, che ha portato alla Regione la loro proposta. Ci sono proposte da parte del coordinamento del Comitato di Difesa del Territorio che sono organizzati in Sardegna. Noi in Sardegna abbiamo 20 comitati che sono organizzati, che da anni stanno lavorando sul territorio per parlare con i cittadini e per sensibilizzarli a questa gravissima realtà. Il Tyrrhenian Link è un progetto che prevede la realizzazione di un cavo sottomarino che dalla Termini Imerese in Sicilia, passando per 485 km nel tratto di mare di Terramala, in territorio di Quartu Sant'Elena, poi procede, uscendo nella strada, procede per 30 km per arrivare a Selargius, dove nell'agro, 17 ettari di agro, vogliono costruire 2 stazioni elettriche di accumulo e di... Giulia, suggeriscimi, di accumulo? Di smistamento, aiuto, non mi ricordavo, smistamento. 2 stazioni di accumulo e di smistamento che vogliono costruire in agro di Selargius, a cui si collegheranno tutte le strutture di produzione di energia da fonti rinnovabili, per trasportare poi questa energia attraverso il cavidotto che torna indietro, per trasportarlo dalla Sardegna alla Sicilia e poi nel continente. In realtà il Tyrrhenian Link è una struttura di trasporto dell'energia dalla Sardegna alla Sicilia. Il Tyrrhenian Link è una struttura che è nata fuori dalla legge, vi spiego perché. Il cosiddetto decreto Draghi, che è stato citato, è del 2021 e il decreto Draghi realizza la transizione energetica, cioè la produzione energia da fonti fossili a fonti rinnovabili, e ovviamente ha stabilito tutta una serie di criteri attraverso le quali doveva avvenire questa realizzazione delle strutture da fonti rinnovabili. Purtroppo il decreto Draghi doveva avere un decreto attuativo che è arrivato 3 anni dopo. Il cosiddetto decreto Frattin, che è arrivato nel 2024, doveva essere fatto nel 2021 e non è stato fatto. In questi 3 anni si è realizzata la devastazione e la speculazione energetica di società per azioni, ma la società di Stato, Terna SPA, che è una società di Stato, ha realizzato la speculazione energetica in questo triennio senza regole dello Stato, quindi è lo Stato che sta violando se stesso ed è una contraddizione fortissima. La stessa Presidente Todde ha fatto questo tipo di dichiarazione. Si è intestata ovviamente questa la legge moratoria, bisogna dare atto che ha fatto la legge di moratoria, inutile, non serve, però l'ha fatta rispetto ad altri che non l'hanno fatta. Questo è molto importante, perché una cosa dobbiamo evitare in questo momento storico che è molto importante, dove il popolo c'è e la Regione deve tener conto di questo, però è molto importante che non ci dividiamo tra destra, sinistra, amici della Todde, gente che vuole dare lo sfratto alla Todde. Dobbiamo smetterla di dividerci su questa cosa, di dividi e timpera, perché su questo ci godono gli speculatori, gli imbroglioni che vogliono devastare la Sardegna. Allora la Todde giustamente sostiene che il decreto Frattin arriva con 3 anni di ritardo, quindi senza regole si è realizzato la richiesta e l'autorizzazione del Tyrrhenian Link. Il Tyrrhenian Link si è realizzato dal 2021 al 2023, mentre il decreto delle aree cosiddette idonee arriva nel 2024. Però, nonostante le aree idonee non siano state definite nel decreto Frattini, le aree
utili per realizzare queste strutture, queste infrastrutture, erano contenute sia nella legge delega dell'attuazione dei decreti e delle direttive europee, sia nel decreto Draghi, perché la ricerca delle aree doveva avvenire nelle aree industriali depresse, degradate, sopra i tetti, sull'autoconsumo, e certamente tenendo conto dell'impatto ambientale, del consumo di suolo, si doveva non consumare il suolo. E com'è possibile che allora Terna abbia realizzato o intenda realizzare il Tyrrhenian Link, perché lo vogliamo stoppare questo Tyrrhenian Link? Se siamo qui è perché il Tyrrhenian Link non deve passare assolutamente. Allora perché ha scelto l'approdo a Terramala, che è un'area incontaminata del litorale di Quartu, che è definita nell'ambito del PUL, il piano di utilizzo del litorale, ambito naturalistico ambientale, dove a fianco c'è Mare Vintau, che è inserito nella rete Natura 2000, quindi è un luogo che ha preso anche la bandiera blu per la sua bellezza, per il suo mare incontaminato, e poi intende realizzare le 2 stazioni in agro. Allora queste sono aree degradate, quindi il decreto Frattini non si può attuare, il Tyrrhenian Link non si può attuare perché è avvenuto fuori dalla legge, e su questo bisogna che la TODE, che la Regione sia chiara. Non può realizzare il Tyrrhenian Link perché è avvenuto in violazione della legge. Tra l'altro su Terna pendono tutta una serie di ricorsi che sia il Comitato sia il Comune di Selargius, dopo molte sollecitazioni, è riuscito a portare avanti delle iniziative, nonostante in 3 anni i sindaci interessati al Tyrrhenian Link abbiano taciuto alla popolazione, abbiano collaborato con Terna senza informare la popolazione di quanto doveva accadere nel loro territorio, dove ci sono stati l'acquisto, la compravendita dei terreni con la collaborazione del municipio. Per 2 anni Terna ha sguinzagliato i suoi operatori in tutto il territorio per comprare i terreni, e i terreni che non è riuscito a comprare li ha sottoposti a esproprio coattivo, perché dovete sapere che questi progetti, che Terna ha avuto l'autorizzazione del Tyrrhenian Link dal Ministero con potere di esproprio, potere di dichiarazione di pubblica utilità e potere di variante urbanistica, tutti i poteri che erano in capo agli amministratori. Quindi cosa voglio dire? Tutte le iniziative sono positive, ma tutte le iniziative legislative devono passare dal Consiglio regionale, che è davvero il rappresentante delle popolazioni, il rappresentante della politica, che deve aprire, come diceva Maurizio Onnis, un'avvertenza con il governo, perché alcune cose dipendono assolutamente dalla capacità della regione di affermare la nostra autonomia e la nostra specialità. Quindi è molto importante la mobilitazione, perché la regione sia condizionata a fare le scelte più giuste. Grazie. Grazie Rita. Moi a questionai Giulia Lai, che è sempre su No Tyrrhenian Link, e che è un'avvocata, e stata questionai dei esproprios che dall'umano punto di vendita da un punto di vista giuridico. Grazie. Grazie a tutte e a tutti, soprattutto a chi mi ha invitato, ma anche a chi mi ascolterà adesso. E diciamo che io sono meno popolare e più tecnica, ma è importante che la popolazione sappia realmente come dobbiamo affrontare questa speculazione energetica, che è una speculazione avvenuta perché? Perché di fatto né lo Stato né le regioni hanno pianificato la transizione energetica. Oggi ho sentito parlare poco di questa parola. La transizione energetica è necessaria in Sardegna. In Sardegna ci sono ancora persone che in alcune parti della regione
muoiono per cancro per via della presenza di industrie inquinanti. Quindi è necessario dire che la transizione energetica è fondamentale per la Sardegna. Ma questa è avvenuta senza nessuna pianificazione e l'esempio madre è il Tirrenia Link. Non vi spiegherò cos'è il Tirrenia Link perché ve l'hanno già detto, ma vi passi pensare a questo che sto cercando di dimostrare, ovvero che non c'è stata pianificazione, il fatto che non c'è un atto politico governativo che dica che il Tirrenia Link era necessario in Sardegna, una valutazione tecnica, quindi non solo politica, nulla. Abbiamo un'unica fase contenuta nella pagina 89 del PNIEC, che è appunto l'atto con il quale si è stabilito appunto le varie regole della transizione, in cui si dice stiamo valutando di fare un cavo che unisca la Sardegna alla Sicilia. Da lì il disastro assoluto. Decidono di fare il Tirrenia Link, che come avete visto non è soltanto un doppio cavo, un cavetto come lo chiama il nostro sindaco, ma è un'infrastruttura energetica enorme che attraversa 980 km tra la Sardegna e l'Italia e 30 km in Sardegna. Di tutto questo non sapevamo assolutamente nulla per anni, sino a che a un certo punto qualcuno se ne accorge e da lì è diventato un incubo a cielo aperto, ve lo posso garantire. Abbiamo pianto quando siamo andati a Selargius in quel terreno e gli ulivi non c'erano più. Ce li hanno sottratti dagli occhi in una notte tra sabato e domenica quando noi stavamo facendo delle manifestazioni in quell'agro e nessuno ha detto niente. Questo è un atto violento, un atto di Stato violento a cui avremmo potuto rispondere, ma ancora una volta noi abbiamo manifestato pacificamente e ora tutti si sono dimenticati di noi, ma noi siamo ancora lì a presidiare quel campo perché non ci verrà tolto. Quel campo come ci è venuto tolto, come ci è stato tolto da un punto di vista giuridico, nessuno sapeva niente. I proprietari di quel terreno hanno ricevuto un atto che ho qui in mano, ma non ci hanno capito granché, perché non era possibile che qualcuno gli stesse prendendo la terra. Ma perché? Ma no, ma quando mai? Sono andati insieme a Terna, che li ha quasi tratti in inganno. Incontriamoci il 14 maggio che dobbiamo fare una ricognizione del terreno. Loro sono andati, questi hanno fatto dei verbali e dopo l'atto di esproprio hanno cominciato ad operare. Ecco, di tutta questa procedura queste persone, ovviamente persone semplici, non sapevano nulla. È venuto in studio da me purtroppo quando era già troppo tardi per fare il ricorso al TAR, ma vi dico una cosa, in questo atto di esproprio il terreno della persona non è indicato. Cioè ci sono errori macroscopici perché tutto fatto all'acqua di rose, tutto veloce, nel silenzio di tutti, ed è questa la cosa più grave. Ora noi questo atto l'abbiamo impugnato al Presidente della Repubblica, quindi potete immaginare che fine farà. Però appunto quello che è importante sapere qui è che gli espropri avvengono in due modalità. Una modalità che è quella dove ci sono più di 50 persone coinvolte nello stesso territorio, per cui loro non hanno l'obbligo di notificarvelo persona per persona, ma hanno semplicemente l'obbligo di pubblicarlo nell'albo pretorio del comune. E invece se l'esproprio riguarda meno di 50 persone dovrà essere notificato singolarmente ad ognuno di voi. Allora dovete stare attenti, subito dovete andare da avvocati e chiedergli di impugnare l'atto, anche perché guardate ci sono delle nullità davvero macroscopiche. Questo però è un progetto gestito dal Ministero. I progetti gestiti dalla Regione sono progetti che vengono presentati per ottenere la cosiddetta VIA, ossia la valutazione di impatto ambientale, che è un procedimento in cui tutti noi possiamo intervenire attraverso delle osservazioni, attraverso i nostri comitati, attraverso delle associazioni. Dopodiché cosa succede? Chiedono l'autorizzazione unica, che è quell'autorizzazione che gli consente anche di avere poteri espropriativi, ma anche quando vanno a chiedere il potere espropriativo noi possiamo intervenire sempre con delle osservazioni, ed è importantissimo a questo punto perché la maggior parte della Sardegna, ve lo posso garantire, il catasto è tutto incasinato, scusate il termine, per cui
ci sono molti errori da superare prima di ottenere questi poteri. Dopodiché, ecco, una specifica. A differenza dell'eolico, nel fotovoltaico non hanno il potere di chiedere l'esproprio, devono già dichiarare di essere in possesso di quei terreni. E vi faccio un esempio che riguarda proprio voi. Per il progetto, scusate, non c'è più luce e quindi non vedo, per il progetto Nurri Wind SRL, ha presentato osservazioni, vabbè, fa anche ridere, un'altra società che diceva: attenzione, noi per quella terra abbiamo già presentato un progetto al Ministero ben molto prima, e dicono esattamente questo: possediamo regolari titoli per i diritti di superficie per le porzioni di progetto proposte. Quindi questa azienda, che aveva già presentato il progetto, aveva anche dichiarato di averne i terreni, quindi evidentemente qualcuno gliel'aveva già venduti. Ora, mentre prima, diciamo, arrivavano in maniera, diciamo, quasi fraudolenta a estorcere questi terreni, ora secondo me è una vera e propria estorsione, perché siamo sotto attacco, come qualcuno ha definito, siamo sotto una speculazione energetica in atto, per cui se uno viene a dirmi: guarda che vendimi il terreno adesso a 20.000 euro perché tanto dopo te l'esproprio a 8.000, questa secondo me è un'estorsione, perché la persona, con la paura che abbiamo adesso, ovviamente glielo venderà, e diciamo è capibile la persona, perché ovviamente ha paura che poi glielo spropieranno. Però voi non vendeteli questi terreni, opponiamoci in tutti i modi, perché non sono vere queste cose. Non possiamo arrivare alla fine soltanto ad impugnare gli atti di esproprio, perché a quel punto ci sarà ancora più difficile superarli. E poi c'è un altro aspetto, perché oggi avete parlato tanto di decreto Frattin, di aree idonee, eccetera, eccetera, eccetera. Davanti all'inottemperanza da parte della Regione che non proceda all'impugnazione di questi decreti, e vi do anche una brutta notizia, perché il decreto Frattin si doveva impugnare entro il 21 agosto, non è tutto perduto, perché nel momento in cui presenteranno un altro progetto e lo autorizzeranno, noi subito impugniamo l'autorizzazione e abbiamo il diritto di presentare quelle impugnazioni in via incidentale che non sono state presentate in precedenza, ovvero l'illegittimità dei decreti sulla base dei quali hanno ottenuto le autorizzazioni e così via. Basta semplicemente un po' di attenzione per veramente salvarci da questo problema. Quindi non è solo una legge, questo voglio dirvi, non è solo una legge che ci salverà, sarà proprio la nostra costanza nella lotta su tutti i livelli. Ecco, adesso io ho concluso il mio discorso e spero di avervi dato delle informazioni utili, però oltre ad essere un avvocato sono anche una persona impegnata nel proprio comitato, e tra le tante azioni che possiamo portare avanti c'è sicuramente il diritto di manifestare, finché non ci verrà proibito da Salvini, che, come volevo riallacciarmi a quello che ha detto Marta, ha detto l'altro giorno appunto che non preoccupatevi, vi starò a fianco sulla speculazione per aprire poi al nucleare. E non solo al nucleare, per aprire poi alla repressione totale, perché sta proponendo contemporaneamente i decreti che non ci permetteranno nemmeno di manifestare. Quindi, siccome possiamo ancora manifestare, come coordinamento di comitati abbiamo organizzato la manifestazione a Cagliari il 30 agosto alle ore 10 in Piazza dei 100.000. Mi raccomando, siate tutti presenti, noi dobbiamo fare una pressione politica tale che nessuno potrà permetterci di metterci i piedi in testa. Grazie, buona serata. Il mio indizio a Claudia Zoncheddu, che è responsabile per Sud Sardegna dei medicus del SISDE, che vuole i dottori che ancora denti attenzione per la salute dei uomini e degli ambienti. Grazie dell'invito a questo appuntamento così importante e partecipato. Uno degli aspetti che non viene assolutamente trattato nel caso di questo tragico
evento di devastazione della Sardegna è proprio quello che riguarda la salute, non ne parla nessuno. Noi ci chiediamo in nome di che cosa sia avvenuto e si stia proponendo la devastazione di tutti i nostri territori in modo così sistemico, cioè metro per metro della Sardegna viene praticamente, può essere praticamente devastata. La risposta è molto semplice, lo fanno perché l'Italia intende accreditarsi in Europa come leader per la produzione energetica da fonti rinnovabili. E questo lo fa sulla pelle della Sardegna, perché lo Stato sa che è possibile farlo in Sardegna, appunto per il rapporto che è stato spesso evocato stasera, per un rapporto di tipo coloniale. In Sardegna tutto è possibile, però questa aggressione con l'eolico diciamo che non ha precedenti. In effetti un precedente ce l'ha, che è stata la deforestazione, anche questo è stato detto, e attenzione, e lo scopo è sempre lo stesso, lo scopo è quello di soddisfare i bisogni dell'Italia, soddisfare i bisogni dell'Europa, perché il legname dalla Sardegna è andato a costruire alla fine ferrovie per l'Italia, ma non solo, è finita addirittura in Europa. Allora questo è possibile perché la Sardegna viene considerata una terra solo per l'approvvigionamento delle risorse di cui chiunque necessiti. A noi di questa questione restano solo i costi altissimi che paghiamo in termini di distruzione dei territori, delle nostre economie tradizionali, in termini di salute. La salute è fortemente compromessa con gli impianti eolici. Quando ci parlavano già 20-30 anni fa di questi impianti eolici ci davano quasi un'immagine romantica, perché sono belli, sono alti, sono chiari, con queste eliche che girano. Ebbene, questi impianti sono pericolosissimi perché innanzitutto vanno incontro all'usura. Le pale eoliche si usurano per loro natura, si usurano per fatti naturali, basta una grandinata, un incendio, per cui vengono immessi in atmosfera sostanze altamente tossiche come ad esempio il cadmio. Vuol dire che sono sostanze cancerogene, notoriamente cancerogene. Ma abbiamo un inquinamento ambientale per quanto riguarda l'aria, abbiamo l'inquinamento ambientale per quanto riguarda la terra e le acque, anche per l'uso di sostanze dannose, chimiche, come sono i diserbanti, perché per fare la manutenzione agli impianti devono per forza usare dei diserbanti. È inutile dire che lì nessuno pascolerà più le pecore, ma non solo, abbiamo anche uno sterminio di tutta quella che è la fauna selvatica, cioè ormai è ovunque nel mondo dove ci sono questi impianti si registra proprio la scomparsa totale della fauna selvatica, per non parlare poi di tutti i volatili, no? Dagli avvoltoi alle api. Diciamo che c'è una devastazione a livello naturale notevole. E laddove ci sono interventi sulla natura, di natura soprattutto energetica, ci sono le ripercussioni per forza sulla salute. Quando parliamo di campi elettromagnetici, ad esempio, e se ne parla pochissimo, e questa è una cosa abbastanza drammatica, perché con la produzione dei campi elettromagnetici, soprattutto quelli a onde a frequenza bassa, che sono i più pericolosi, ad esempio agiscono molto sull'udito delle persone. E comunque le statistiche dicono, nelle sedi dove gli impianti sono stati installati da tempo, e quindi esiste una casistica importante sia in Europa che in America, di queste cose si parla dappertutto tranne che in Sardegna. Ebbene, le popolazioni che vivono in prossimità di questo impianto sono molto esposte a patologie tipo
i tumori dell'encefalo, anche con una rilevante frequenza in età pediatrica, mentre per gli adulti è molto elevata quando gli adulti lavorano direttamente in questi impianti. Quindi parliamo di leucemie, parliamo di patologie molto, molto pesanti. Adesso c'è in corso uno studio sulle malattie neurodegenerative, quindi parliamo di Parkinson, di malattie di Alzheimer, di sclerosi, che sono patologie sempre da ricollegare alla presenza di questi impianti. Tra i bambini, ad esempio, si registrano molti casi di emicranie, quindi soffrono di cefalee, soffrono di si riferisce a una forte disattenzione scolastica, quindi ritardi dell'apprendimento, e tutti casi che regrediscono quando invece le popolazioni si allontanano da questi impianti. In America hanno fatto uno studio molto significativo su 10 famiglie che vivevano a ridosso di un impianto eolico, e su 10 famiglie 9 sono state costrette a trasferirsi proprio per tutti gli effetti dannosi sulla salute. Di queste cose non se ne parla. Noi qui in Sardegna abbiamo pagato già costi altissimi per lo sfruttamento energetico sia da fonti fossili, perché abbiamo dati epidemiologici drammatici in tutto il sud-ovest della Sardegna, quindi dove abbiamo la Saras, così come a nord-ovest, nel sito di interesse nazionale delle bonifiche. Attenzione, è lo stesso Stato che definisce quello che è il perimetro di questi siti altamente inquinati, quindi è lo Stato che dopo che concorre a produrre i danni ci dice anche quali sono i limiti geografici della maggiore incidenza dell'inquinamento ambientale. Voglio dire che un sardo su 3 vive in un habitat fortemente inquinato in Sardegna. Dico che noi abbiamo già dato e non possiamo più permetterci che avvengano questi abusi in nome di chi che sia. Lo Stato continua ad avere un rapporto strano con la Sardegna, un rapporto fortemente conflittuale, ma questi discorsi mi sembrano anche scontati, perché noi lo sappiamo, ci hanno sempre usato per lo sfruttamento delle risorse senza che ci siano stati dei benefici. I benefici vanno in una direzione e i costi purtroppo drammaticamente ricadono su di noi. Voglio dire che questa storia, per farla breve, ci sono molte cose da dire, però so che ci sono tempi da rispettare, che dobbiamo prestare attenzione e le istituzioni devono assolutamente avere la consapevolezza che innanzitutto hanno il dovere di tutelare la nostra salute. Questo non è contemplato invece assolutamente da nessuna parte. Ripeto e faccio l'appello anch'io a tutte le nostre comunità, anch'io sono medico ma sono anche una sarda sempre impegnata in prima fila proprio per la difesa della salute ambientale e delle popolazioni. Qui non ci salverà nessuno. Noi certo firmiamo legge Prattobello, ma io invito anche a firmare tutte le proposte che vengono fatte dai territori in lotta, perché non sono proposte contrastanti. Facciamolo, perché non sono contrastanti e potenziano la nostra voce. Guardate che sul discorso di leggi da firmare, altre proposte che invece vengono messe in cristallino, c'è tutta una strategia per dividerci. L'hanno sempre fatto e il mondo politico continua ancora a farlo. Purtroppo va riconosciuto che noi non abbiamo una regione autonoma, perché l'autonomia è solo un qualcosa di formale, è stata disconosciuta nel momento in cui ce la riconoscevano, quindi è da 70 anni
che viene assolutamente violata, qualche volta ci viene anche ritorta contro. Noi non abbiamo una classe politica, purtroppo, che la esprimiamo noi in definitiva, ma non abbiamo una classe politica che difende i nostri interessi, quindi siccome nessuno ci salverà da questo dramma, l'ultima e unica speranza è l'unità delle nostre forze. Io chiudo qui perché poi i discorsi sono molto complessi e vi ringrazio. Grazie a Meda, a Claudia Zoncheddu, che è stata una cosa da pensare, anzi noi issa, fontisato su che me cante si dona essa cosa pensai, e mo in serio a Laura Cadeddu, che è l'ultima che va di intervento, appunto se che qualcuno di osatruso sesti sinnao può fare preguntas adesso ascoltai. Laura è una geologa, attivista, te ripisto Umberto che è stata una mia cosa. Buonasera a tutti, ovviamente ringrazio anch'io per l'invito, per questa occasione di informazione. È vero, sono l'ultima diciamo, tra gli interventi, quindi cercherò anche di cogliere i diversi spunti che gli altri che mi hanno preceduto hanno diciamo, buttato sul piatto, la mettiamo in questi termini. Allora, il mio intervento voleva essere lo scenario che stava prospettando diciamo, per la Sardegna sotto alcuni aspetti e come si sta evolvendo diciamo, il processo. Ecco, questo processo di proposizione di progetti e quindi in pratica anche di evoluzione nel territorio. In realtà siamo dinanzi proprio a un cambio culturale e anche a un cambio diciamo, proprio di trasformazione paesaggistica importante. Ovviamente quando io cito il termine paesaggio sto sottintendendo l'ambiente, perché come sappiamo il paesaggio ormai difende l'ambiente, anche se in realtà le problematiche maggiori sono legate più all'ambiente che al paesaggio, però entrambi sono importanti, quindi io non li metto uno dietro, diciamo, li tengo accoppiati. Detto questo, abbiamo parlato oggi e quindi approfitto per mettere alcune... Io adesso a questo punto, siccome sono uno degli ultimi interventi, cosa faccio? Solitamente mi capita spesso di essere anche in conclusione, però è anche un vantaggio da un certo punto di vista, perché posso approfondire alcune cose che sono state portate qui alla vostra attenzione. Parto subito dal Tyrrhenian Link, che effettivamente mi aiuta a dire che il Tyrrhenian Link è la prima infrastruttura che sta ponendo problemi, ma in realtà ce n'è un'altra in arrivo. Allora, dov'è la questione? Oggi, come si evolve oggi questo processo di produzione di impianti da fonti rinnovabili? E con fonti rinnovabili non intendiamo più soltanto fotovoltaico, eolico, agrivoltaico, ma intendiamo tutte le altre fonti FER che sono comunque in previsione e sappiate che nel piano degli aree idonee entreranno anche quelle, quindi stiamo parlando anche di geotermia, di termodinamico solare, di fotovoltaico galleggiante. Idroelettrico diciamo che può essere una buona cosa, ma non come lo stanno prospettando, perché in realtà questi idroelettrici che ci stanno presentando sono nuovi progetti, quindi non si tratta di mettere a sistema idroelettrici esistenti e portandoli a efficienza e quindi non producendo altri danni ambientali, perché anche l'idroelettrico non è così diciamo privo di impatti. Ecco, sono cose che vanno valutate, specialmente in questo contesto di siccità estrema. Detto questo, ovviamente siamo tutti per la transizione ecologica, quindi ci vuole un passaggio sicuramente deciso dai fossili alle rinnovabili e su questo non si può discutere. Ovviamente devono essere rinnovabili ecosostenibili. Ultimamente si parla sempre di rinnovabili ma non sono accompagnate alla sostenibilità e la sostenibilità vuol dire che devono essere ben accompagnate sotto il profilo ambientale, paesaggistico, sociale, economico e anche culturale se vogliamo. Quindi torno al Tyrrhenian Link perché mi permette di fare alcune riflessioni importanti che ci aiuteranno a fare il successivo passaggio. Il Tyrrhenian Link, come ci hanno illustrato benissimo Rita Corda e anche Giulia, scusami adesso mi stava venendo, Giulia, ci hanno ben illustrato come è giunto e come la popolazione se ne è accorta con estremo ritardo. Ma come nasce il Tyrrhenian Link? Il Tyrrhenian Link in realtà, è vero, non c'è stato un atto politico, nel senso che poi la regione
e non ha fatto un atto politico per decidere se questa infrastruttura è necessaria o meno, ma come è nato? Il Tirrenia Link nasce come piano di sviluppo di Terna nel 2021, già prospettato prima del 2021. Cosa vuol dire? I piani di sviluppo sono assoggettati ad atti politici e non solo ad atti politici, anche alle osservazioni dei famosi stakeholder istituzionali, cioè regioni, compresa la regione Sardegna, che assolutamente non gliene è fregato niente. Quindi questo piano di sviluppo di Terna è passato nelle conferenze Stato a livello statale e l'opera è stata approvata nel senso che il primo tassello è stato messo. Poi è vero, c'è stata una vera mancanza perché le amministrazioni comunali, ma anche la regione avrebbe dovuto informare, questo non c'è stato, quindi in realtà non c'è stato il processo partecipativo. Ma Terna come li fa i processi partecipativi? In pratica è vero, nel 2021 eravamo, sì, non li fa, nel senso che eravamo anche in un periodo di Covid, eccetera, ma in realtà tutti i processi li ha fatti online a questo livello e Terna li ha fatti tutti così, praticamente. Però adesso io mi sposto, perché il Tirrenia Link è un grosso problema. C'è scritto nei piani Terna cosa serviva l'infrastruttura, quindi non è una sorpresa, c'era scritto tutto, sapevamo tutto dal 2021. Non stavamo tutti, io mi permetto questa volta di dirlo, perché non è che tutti eravamo là a non sapere cosa stava succedendo. Allora io sono una geologa, sono un'attivista, sono sul campo da oltre 10 anni, mi sono occupata un po' di tante cose. E tra l'altro ultimamente, tra l'altro col nome Etano Sardegna, potrei fare un'elencazione, ok, di tutti i comitati che abbiamo creato su quelle cose che ci siamo occupati, per arrivare anche ad ADES, Assemblea per la Democrazia Energetica in Sardegna. Bene, tutti questi problemi li abbiamo posti nel 2021, dicendo no al Tirrenia Link, perché avevamo già prospettato che questo avrebbe accolto questa valanga di progetti di cui oggi discutiamo. Chiaramente, per carità, la sensibilizzazione, avete visto cosa costa sensibilizzare una popolazione? Ci vuole molto lavoro e molta forza in campo, quindi un passo alla volta. Oggi siamo arrivati qui. Però attenzione, stiamo ancora dormendo, perché Terna ha già presentato il piano di sviluppo 2023 e c'è un altro potenziamento dell'infrastruttura di rete, ok? Quindi anche questo è volto a tutti gli impianti di FER che stanno piovendo qui da noi, ok? Adesso la vostra obiezione dovrebbe essere questa, ma non sarebbe sufficiente neanche questa nuova infrastrutturazione che si chiama Hypergrid, e infatti non è sufficiente, che prevede comunque il potenziamento della dorsale sarda, cioè da Cagliari praticamente a Sassari, per darvi un'idea, no? Circa 400 km, e poi un ulteriore elettrodotto che si chiama Sapei 2, nuovo. Ovviamente non è sufficiente neanche questo per portare fuori 54 gigawatt in prospettiva di produzione di energia, chiaro, ma rilassatevi, tranquilli, lo dice Terna qual è la soluzione insieme al GSE. Noi guardiamo se la domanda cresce, noi potenziamo le infrastrutture. E allora allora noi questo lo stiamo dicendo da un pezzo, dov'è l'inghippo? Sono le infrastrutture. Chi sta governando la pioggia di progetti che sta arrivando qui da noi? Le infrastrutture energetiche, perché se non c'è la possibilità di portare fuori quell'energia, le autorizzazioni non possono andare avanti, ok? Questo sia chiaro, perché sapere che c'è in prospettiva il potenziamento delle infrastrutture vuol dire agevolare il passaggio sotto il profilo programmatorio e quindi anche istruttorio. Le pratiche passano perché a monte, o meglio dire a valle, gli aspetta l'infrastruttura che le può accogliere, ma questo è soltanto un tassello. Ne ho approfittato perché si sta parlando solo del Tirrenia Link e questo è il primo pezzo, quindi ricordatevi quest'altro termine, Hypergrid. E anche qui io sto dicendo agli amministrazioni, regione, comuni, chiunque sia, di intervenire su questa pianificazione, perché questo è il momento per intervenire, perché quando il progetto va avanti i giochi non li fanno qui in Sardegna, li fanno sempre a Roma. Ora ho prospettato questa cosa, quindi il mercato, cos'è che sta conducendo questa invasione che ci troviamo davanti? Un mercato senza governo,
un mercato agevolato dai fondi del PNRR, sappiamo perché, e non solo del PNRR, anche altri fondi che arrivano sempre dall'Unione Europea, sappiamo benissimo perché questi fondi sono arrivati, ok, li abbiamo accolti, sappiamo che per accoglierli erano necessarie delle riforme da fare e questa è l'altra trappola. Riforme istituzionali che servivano per sburocratizzare e per rendere, diciamo, più facili, diciamo, le autorizzazioni, e quindi siamo entrati nelle semplificazioni. Le semplificazioni di fatto hanno tolto voce a noi, perché ci hanno tolto la possibilità di intervenire. Quando in questi progetti ci dicono che abbiamo 30 giorni per intervenire, considerando che qualcuno in 30 giorni non fa neanche in tempo a momenti a vedere se c'è un progetto, e non c'è una forte collaborazione da parte dei comuni, e qui bisogna dirlo, perché come noi cittadini dobbiamo andare sul sito del MASE a vedere quali sono i progetti, così devono fare nei comuni e devono vederlo subito, e lo sanno anche in anticipo come lo sappiamo noi. Quando vediamo che c'è un progetto in fase di verifica amministrativa, sappiamo che nell'arco di 20 giorni ci sarà attivata un'altra valutazione di impatto ambientale. Ovviamente sono tutte valutazioni velocissime, e allora dov'è l'altro tassello che noi dobbiamo mettere? Dobbiamo fare in modo di produrre osservazioni veramente pesanti, in modo tale che questi progetti in proposizione non riescano a finire la via in tempi brevi. Difficilmente riusciremo a bloccarli del tutto, però non dobbiamo farli uscire dal processo di via. Cosa serve per fare questa operazione? Servono persone che sappiano fare osservazioni, non serve fare osservazioni di 2 paginette per bocciare un progetto di questa entità, servono osservazioni al pari degli elaborati che portano gli stessi progettisti che presentano il progetto. Questo ve lo sto dicendo perché questa è un'arma importante, perché chi presenta il progetto è costretto a rispondere e a integrare a tutte, deve fare le cosiddette controdeduzioni. Per fare le controdeduzioni, se uno va a spulciare bene bene tutte le virgole dei progetti, ci vuole lavoro, i tempi si allungano. Sappiamo anche che tutti questi progetti corrono perché devono essere realizzati entro il 2026, e quindi cosa ha fatto il governo? Ha fatto un'ulteriore semplificazione, vanno avanti i progetti e hanno la precedenza nella fase di valutazione di impatto ambientale se hanno già ottenuto la connessione dal GSE. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi progetti di fatto stanno andando avanti. Devo andare avanti 5 minuti perché altrimenti mi tronchi, perché devo dirti due. Mi stavo avvicinando per così, per di andare verso la fine, giusto qua. Ok, andrò verso la fine 5 minuti, altrimenti non posso dire delle cose importanti, altrimenti voglio dire, venite domani a Guspini e continuiamo a parlarne. Anzi vi invito, venite a Guspini, domani ci sarà un'altra assemblea in una piazza, quindi potremo anche procedere con questi argomenti, però mi avvio anch'io alla conclusione e quindi adesso un attimo stavo parlando delle osservazioni, che le osservazioni sono fondamentali, quindi ricordiamocelo, e devono essere osservazioni veramente diciamo molto particolareggiate per riuscire a bloccare qualcosa. Adesso abbiamo parlato degli espropri, è vero, adesso faccio un salto, scusate, non posso essere più veramente coerente nel discorso perché devo anche cercare di andare verso la conclusione, però qui c'è una cosa importante che devo dire. Allora, mentre per l'eolico si parla di espropri, si parla di un qualcosa che viene calato dall'alto e che difficilmente ci si oppone perché è una cosa comunque indifferibile, urgente, di pubblica utilità, lo stesso discorso non lo possiamo fare per l'agrivoltaico, questo sia chiaro. I progetti di agrivoltaico che stanno tempestando tutta la Sardegna, e questa è veramente la nuova invasione, attenzione, stiamo trasformando l'agro in una zona industriale, in piccoli siti industriali sparpagliati per tutto il territorio, che sarà un disastro. E questo non è soltanto un cambio culturale, ma anche culturale, ok? È veramente una cosa scioccante. Questi sono tutti impianti sperimentali, quindi non sappiamo assolutamente l'esito dell'abbinamento di produzione energetica con quella agricola, basta leggere i progetti e capiamo di che cosa si sta parlando. Allora, le implicazioni sono veramente tante, non faccio in tempo a elencarle, mi dispiace, perché ci sarebbero almeno 10 punti da mettere su questa cosa, però una cosa importante c'è da dire, qui non dobbiamo cercare né speculatori, né multinazionali, né niente, i nemici ce li abbiamo in casa, perché qui non ci sono espropri che tengano, ci vuole il consenso dell'operatore agricolo, ok? Altrimenti questi impianti non vanno avanti.
sono stati presentati come sostegno al reddito. È una balla, non è un sostegno al reddito, è una rendita perfetta per non fare più agricoltura, perché questo è il risultato. Incassano veramente delle cifre esorbitanti. Quindi quello che voglio dire è che l'agrivoltaico potrebbe essere stoppato tranquillamente. C'è una cosa da dire: l'esproprio nell'agrivoltaico vale per le infrastrutture di collegamento al di fuori dell'impianto che vanno verso la stazione elettrica di connessione. E qui chiudo con questi altri due punti importanti. Avremo tutta una serie di nuove stazioni elettriche in diversi punti della Sardegna che devono andare ovviamente col potenziamento dell'hypergrid, ok? Tutti i comuni che hanno una nuova stazione elettrica devono sapere che avranno un'invasione di impianti, ok? Come Guspini. Guspini ha una nuova stazione elettrica in previsione, ormai sta aumentando di dimensioni di giorno in giorno, siamo arrivati a 12 ettari, abbiamo più di 20 progetti, connessioni. Solo Guspini dovrebbe produrre con l'agrivoltaico 1 gigawatt di energia. Il Medio Campidano, ex provincia, che ha 28 comuni, produce, a fronte di tutto quello che è stato presentato, 3,42 gigawatt di energia. Siamo alla metà dei famosi 6,2 richiesti dalla capacità di carico, il famoso burden sharing, di cui appunto ci opponiamo e discutiamo. Ieri siamo andati anche in regione noi, e devo dirlo questo, eravamo anche noi presenti, quindi a ciò che hanno detto in regione, quindi l'assessorato ha spiegato qual è la loro linea, come intendono procedere, e ovviamente si procederà verso la pianificazione delle aree idonee. Anche una prima stesura. La prima stesura pensano di farla tirar fuori alla fine di settembre, necessariamente vogliono arrivare a dicembre con il piano aree idonee predisposto, e questo per non creare ovviamente una falla molto più ampia, perché se arrivano scoperti comunque c'è un problema. Noi non è che concordiamo con questa linea, nel senso che non si poteva fare altro, però c'è da dire che questa in questo momento è l'unica cosa che ha senso. Chiaramente noi diciamo che le aree idonee al momento sono le aree cementificate, questo è chiaro, e non possiamo dire non abbiamo aree idonee. Noi come ADES, come Nomega Centrale, come Arraju, questa cosa non la riteniamo assolutamente una cosa veicolabile. Noi ce li abbiamo le aree idonee, e come? Queste sono aree idonee, perché comunque la transizione energetica la dobbiamo fare. E ricordiamoci anche un'altra cosa, perché abbiamo citato le scorie, però ci stiamo portando anche il metano, attenzione, quindi è da questo punto di vista è una falsa transizione energetica, ok? Il metano che ce lo dobbiamo portare in casa, perché poi in previsione c'è l'idrogeno, l'altra trappola. Quindi adesso io non posso dilungarmi, ci sarebbero molte cose da dire, entrare nel merito di tante cose per riuscire a capire veramente cosa sta succedendo e che cosa ci sta aspettando. Quindi abbiamo comunque messo un paio di tasselli, io spero che ci ritroveremo in altre occasioni. Va bene? E poi ci risentiremo. Grazie a voi dell'attenzione. Grazie a me da Laura. Meda Sabisio all'intandaglia Guspini po accapai da intendi tutto. Dunque, e poi se si andava a questionare Mauro Peppino Zedda, che andava a esti de Iseri e che a esti Bingetteri, a posto Bingia, vabbè, Bingia andi deidi. Saluto a tutti, è un piacere che sia un onore, a dei trabalhadori, per esempio, in Reso sono i grandi trabalhadori. In Nurri si fa UDI e si fa ancora UDI in Sardegna. Purtroppo questa attività si è fermata, ma non si riprende. Ci sono piccioccos, di Nurri, di Arroche, di Isri, di Isre, di Uragos, che sono di Ingias e sono a tutto il mondo. In Nurri è famosa vince per suo hatti, per suo caso, che viene esportato nel mondo. Ma su società questo è il suo gioco, e dove esce il suo volume in mano, e passa sul volume Mendoza, a cuvato tra Sabarbaggia e su Campidao. E ho gioco felice usannare. E infatti, che gastiamo in Uragesi, nell'Urage a Rubio, a Geroi, proprio 1000 Uragesi. C'è una zona ricchissima di acqua, di terra rosa e di Uragesi che provano che questa zona sia bella e fertile. E questa zona non dobbiamo trasformare in un parco eolico o di agrivoltaico. Questo luogo è uno dei luoghi principali
questa cultura uragica del tutto Sardegna e non sono per proteggere. E saremo ricchezza cosa nostra, il sorto degli esseri fa davanti a papaya a Castello tutto prodotto si sta. I suoi degustazioni in nome ed è più si valorizzare questo prodotto, non fai centrali fotovoltaiche e eoliche. Grazie a tutti. E di più scombattere possono essere Grazie, noi zerrio sempre un altro isireso è Giorgio. Noi sesi Giorgio. Buonasera, saluto a tutti, scusate mia che sapeva parlare italiano, però non se io, e questo è una gruppo che mi intende un sicuro ogni dia, poi ti mancare quando sei a solo, penso un sardo, quando è per frastimmo un sardo, però quando si tratta di fuori di cose serie, se non si rende conto di forredda, su sardo non mi aiuta da bruso, ma manca da sciueddo e quindi devo a Maraola furriare faccia da italiano, ma che mi si arroscia di furriare italiano, voi mi si arroscia, voi adesso siamo insegnanti, traballo in a scuola media di Bologna e vivo in Gudese già no, bruce 40 anni. Funti 3 anni su che se ho intendi tornare di furriare la vita, poi mi si arroscia, se ho invecendi, e si scende tutto, si vede, su funti tutti i sei, tende a tornare, su come anche funti asciuga, no? Non ci davate a ottenere su trasferimento voi, perché qua le scuole chiudono, se non voglio che si scocca, sa 3 giorni, se andato a bloccare i Saia in vita, poi tanti sarà su pronto soccorso, e poi questa democrazia cristiana ha fatto di più 30 anni di propaganda politica, possa costruzione e di ospitare in vita, tanti serrao. Siete punti che hanno tutto. Ma gusto, e qua sono costretto a rivolgermi a chiedere il supporto della lingua italiana, che per questa esperienza lunga di emigrazione conosco meglio, questa è un'altra situazione. Allora, la mia perplessità deriva da alcune cose. Oggi ho sentito molti, al di là del fatto che mi dispiace sempre, che è chiaro che anche la formula di questi incontri va ripensata. Questo è il terzo che seguo. Io dal continente sono tornato qua ansioso di avere contatti in Sardegna, ansioso di capire cosa facevano i sardi. Ho partecipato a 3 di queste riunioni, si inizia sempre con 300 persone e si finisce con 20. È chiaro che bisogna trovare una soluzione più funzionale, no? Quello che io volevo porre come questione è molto semplice. Ho sentito dire quasi tutti in questi preziosi interventi: la regione deve fare, lo Stato dovrebbe, Todde dovrebbe, io non sono contro Todde, ma Todde dovrebbe, i sindaci di quegli altri paesi dovrebbero. Alla terza riunione di questo tipo che ascolto non ho mai sentito qualcuno che abbia detto perché non lo fanno e, domanda che dovrebbe essere conseguenziale, cosa possiamo fare noi? Proprio costringere a fare su Ghianta del vai? Mai nessuna considerazione. Ora una cosa, io intravedo 2 cose indispensabili, da qui poi sorgerà la mia domanda. 2 cose indispensabili. 1. Ridurre la piattaforma rivendicativa. Questa questione di schierarsi costantemente come se si trattasse davanti alla fonte battesimale di dire rinuncio a Satana a favore della transizione energetica senza se e senza ma, che non è un dato ambientale, è un dato politico e avrebbe necessità di un approfondimento rigoroso, perché non si può dire la transizione energetica su fai di su cancro, poi dai bomba saglietta e scacabra, non muovi su cancro. Poi sul fatto che il 58% delle scuole italiane non sono neppure a norma e hanno ancora i vetri a umbirdi,
con le caldaie che devono andare a 3.000 all'ora bruciando petrolio. Questo non è muoviti su cancro. Il fatto che l'80% dei trasporti in Sardegna avvengono su gomma, che poi deve essere smaltita, che mosse da automezzi che consumano ettolitri di petrolio, questo non è muoviti su cancro. Bologna è chiusa 10 giorni, minimo 10 domeniche, ogni stagione, perché ci sono le polveri sottili che non fanno respirare. Queste sono le cose. Quindi alcune cose bisognerebbe ridurle. Noi non vogliamo le pale elettriche, non le vuole nessuno, e Pratobello lo sta dimostrando. Non le vogliamo le pale eoliche, punto irrinunciabile. Non vogliamo l'agrivoltaico. Pratobello, al di là del fatto che la legge sia perfetta o meno, poi parlerò più in questa direzione, non usavo uso. Quindi, primo punto, no pale eoliche. Secondo punto, no agrivoltaico. Tutto s'arresto, devo dire poi puro. Perché una volta che io salvo la mia terra, poi costruisco una coscienza civile che sarà in grado di affrontare qualsiasi argomento. Non commenti oggi, invece non si comprende chi arrabbi un mega del decidi ridotto questa cosa. Quindi tutti dicono la Todde deve fare. È chiaro che ci vuole mobilitazione. È chiaro anche che se la legge di Pratobello alcuni oppongono come motivazione, ma la gente non l'ha neanche letta, firma senza averla letta. Ma è lo spuru, perché significa fondamentalmente che dopo ischi antifrimau vuol dire Deo non voglio spacere a mesa e spatatas, non voglio l'agrivoltaico, pronto. Questo è il valore di Pratobello. L'altro valore che dovrebbe avere la raccolta di firme, che è un momento già di per sé di mobilitazione, dovrebbe essere di convogliare tutte queste energie verso una grande manifestazione di piazza, ma non il solito corteino che va là sotto la tettoietta delle regioni, 250 persone, le solite persone che intervengono e poi se ne andano a domani. No, un corteo che sappia bloccare le strade di Cagliari, ma una cosa del genere, e qui voglio fare la domanda, non si fa in una settimana. Una cosa del genere va costruita andando a fuori con sagenti, in tutti i comitati. Io ieri, casualmente, così come sono stato diversi giorni a dare sostegno ai compagni che stanno facendo il presidio a Selargius, così come sono stato da altre parti, ieri ho seguito una riunione di un comitato che si è espresso in maniera contraria a questa assemblea, a questa manifestazione del 30 agosto. Ma te come ti faccio? Da qui al 30 agosto a organizzare una manifestazione con chi da Puvuedau? Con chi accudo a Puvuedau? Se dal mio paese 100 persone vogliono venire, non faccio neanche in tempo a organizzare un autobus. Ma te fai questa cosa. Poi ho sentito dire tutti i comitati hanno detto di sì. Io vorrei capire la piattaforma per questa manifestazione, attraverso quali canali è circolata? Perché se non siamo già d'accordo su questioni come transizione energetica, come facciamo a fare una manifestazione? Qual è la piattaforma? Qual è il movimento comune che può appoggiare una manifestazione del genere? Che, tenetelo presente, o sarà oceanica o sarà fallimentare. Quindi chi lancia una proposta così pericolosa lo motivi. Non potete andare a Castello a mille persone. Sadote, che scusa, è come un cagnolino che dice scusa a papà e moffi di Sagoieci, avete contenta. Noi dobbiamo dare una grande dimostrazione di unità. Stiamo raccogliendo le firme. Bene, studiamo una manifestazione che porti la legge di Pratobello alla fine della raccolta delle firme. Usiamo questo tempo prezioso per costruire unità, per costruire maturità politica, per costruire lungimiranza politica. Poi da voi dai di transizione energetica, tocca la domandarsi Stato, poi di io, non investi in pizzo del suo trasporto pubblico. Se una fabbrica ha 50 dipendenti, si muovono 50 macchine. Sapete quanta anidride carbonica producono?
riparlare di sovranità alimentare, non di fuori del nemuso. La terza fonte di produzione di anidride carbonica sul nostro pianeta sono gli allevamenti seriali di carne da macello. Non si deve contare su questa cosa. Prima, quando vuoi su crescere sprocco su un domo, si può pagare tutto, dei sorigas ai zungras a già. Ascomprendo, i moi che andassero al supermercato e tagataisi. Fettine che non comprende manco di questa parte, poi dei nomi che ci funti culata, cioè uno non comprende di questa pezza sia, no? Tanto su questa cosa significa? Che l'anidride carbonica la producono allevando gli animali, però impedendoci di allevarceli noi, come si usava a volta, ci stanno togliendo la sovranità alimentare. Questa è la questione. Quindi tutte queste robe vanno veicolate con la massima circospezione. Non posso fuori con suicidio di un momento a Gastia. Da queste ballagre, stesso mi da grazie faccio la festa. Che non lo convidai, lo fare prima. Che scusa significa che questa festa mi devo fare a sopra, ma puoi andare in avanti se dice. La domanda è quindi ancora, dove sono, attraverso cosa è circolata? Non ritenete che sia opportuno aprire una discussione sulla manifestazione? Se lo ritenete opportuno. Allora, scusa però, ci sono, scusate pago, che sia un italiano, ci sono altre persone segnate per parlare, allora, non deve essere una cosa, allora, e noi ci funti a trodursu che dei pettighistionai che si sono segnati per segnare, rispettiamo le persone che hanno chiesto la parola e poi vediamo che c'è qualcuno che ancora è sezione di seguire ascoltai, feuso di Aici. Io adesso chiamerei Francesco Ledda de Iseri, nel frattempo approfitto per ringraziare per l'invito della manifestazione, ma il comitato del Starcidano per quella data ha già degli impegni pregressi e non parteciperà, come sicuramente ci esige prima del Dunai. Allora, io sono Francesco Ledda di Isili, sono nato e vissuto a Isili, poi nel 90 mi sono trasferito a Oristano perché i miei genitori sono di Santa Giusta. Allora, noi abbiamo partecipato al presidio del porto, abbiamo cercato un po' di rallentare i mezzi, di bloccarli, ma poi ci sono state delle denunce perché qualcuno di noi si è sdraiato nella strada e dunque preso delle denunce. Poi dove eravamo fermi vicino al porto ci hanno sequestrato i gazebbi, insomma ci hanno messo in condizione di andare via, hanno messo i cartelli di divieto sia da parte della capitaneria di porto sia da parte del consorzio industriale dove non potevamo sostare. Oristano è un punto cruciale, il porto di Oristano che è poi territorio di Santa Giusta, dunque in progetto ci sono 100 ettari che hanno dato, che sono stati venduti per costruire un capannone dove saranno costruite le pale eoliche offshore di tutto il Mediterraneo. Dunque cosa ci sarà da noi? Un capannone di distruzione, di morte, che lavori può dare. Poi anche se occupa qualche persona, perché cosa le occupa? Per distruggere e basta. E niente, poi altre cose, nulla. Per me servirebbe un sito, un dominio di amministratori di tutte le chat, in modo che parliamo un'unica lingua e per poterci coordinare tutti insieme. Va bene. Continuiamo sempre così, cerchiamo sempre di informare e di coinvolgere tutta la gente. Grazie. E poi se si innava che se non hai Flore Pasqualino, cane Isoltu. Buonasera Nurri. Zeho, a può andare vago. Perché non ho paura di andare.
l'unica cosa è a barrare tutto unioso e a fare da comprendere che questa è una guerra, non un'altra gusto, ma è una guerra. E questa guerra si sono da scherente, da che rimmo noi spuro, tutte la Sardegna non si diamo le badas, si davamo pagare, comprendi? Però dobbiamo barrare tutto unioso. Non potessi il conto del suo sindaco non lo pensassi, fu con il suo sindaco che tenente cozzonese, la maggior parte si fu riantassato il e fu politicizzato. Quindi dobbiamo sempre contare di noi, di ogni persona. Se io non sono iscritto a nessun gruppo, a nessuno, a Nemmoso, però desaccargia, finza sa oi sono girando tutto Sardegna e segno finza sa nurri, io sono da Zuna, sono da Baurche, da Sommodeo. Segno finza sa nurri a proporzionare queste cose. Noi sì, siamo in guerra, a mentare bosinde, siamo in guerra e continuiamo ad andare innanzi. Putte gustoso, si funi picando a culo. Si funi picando a culo, ma io a culo di questa gente non mi faccio piccare. Due dinari, in in meta, però i dinari si che dove a panissoso, se io continuo a pappare della terra. Comprendi? Quindi a barrare unioso e a menzurbire da tutti. Tanto torrao grazie a tutti, specialmente Ivana Pinna con Marina Nedda che ha concordato tutto. Sì che questa pagina del Facebook, poi ci ridotto esatto del suo commentato e su Sarcidao.